dovevo farla vicino alle abitazioni. Piccolo errore, speriamo che non ci costi molto. Aumentiamo la clinica, l'ospedaliera. Ce l'abbiamo. La spiaggia potrebbe essere interessante. Qui c'è una zona interessantissima per collocarla. Eccola qua. 57, perfetto. Continuiamo, però i soldi stanno iniziando a scarseggiare. Vedete, appena si rinuncia un po' a investire sull'industria e così via, iniziano a scarseggiare i soldi. Ecco qua, il rooming output è abbastanza elevato, però dobbiamo continuare così, perché stanno aumentando adesso tanto i costi. Stiamo mantenendo le cliniche, i ristoranti, ecco la nuova taverna. Vediamo quanto abbiamo qua, è appena 3.000 di guadagno, quindi non è tanto. Cosa potremmo fare? La fabbrica di sigari. Potrebbe essere anche questa una scelta. Intanto Il Politburo ha proclamato eterna amicizia fra l'URSS e Tropico. ok. La cattiva notizia è che già un paio di russi mi hanno baciato per questo. Un edificio industriale, merci, gratuito. Potrebbe essere interessante avere che cosa? L'industria tessile mi sembra che è quella che costa di più. L'acciaio si fa col carbone e con il ferro. Io direi di mettere l'industria tessile lontana da tutto, perché inquinerebbe tantissimo. Quindi la mettiamo qua giù. E qua però dobbiamo sviluppare il settore turistico. Quindi io la metterei qua, ecco, vicino alle miniere. Sì, però finirla, mamma mia, è enorme da costruire. Ok. No, qua c'era un'altra miniera, non me ne ero accorto, al solito. Vediamo se possiamo... Meno male, meno male. Però per fare lana e cotone. Allora, qua per adesso la priorità è bassa. Ci serve lana. Ecco qua. Vediamo dove possiamo farli crescere meglio. 1 e 2. È che dobbiamo investire anche in un altro ufficio di costruzione. Qua gli operai sono tantissimi, devono... Lo so, però arriverà anche il momento in cui non costruiremo più nulla. Bacino di carenaggio, ma a che serve? No, non mi serve. Aumenta la velocità di tutte le strutture. Abbiamo l'occasione di influenzare l'esito delle prossime elezioni. Possiamo vincere senza barre. Gli Stati Uniti altri 9.000 dollari. Li investiamo in case popolari. Una qui. Ah, qua cosa avevo fatto? Ah, il circo, benissimo. 9.000, allora ce ne hanno mandati una. Ne costano 3.600 e 2. Questa, ragazzi, vedete questo po' di fumo qua, ma non creerà problemi. Infatti l'inquinamento è perfetto al momento. Potete vedere che non inquina. Sono arrivati i risultati. Abbiamo vinto. Ok. Siamo tutti felici. Salviamo la partita. Nuovo salvataggio. Conferma. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, qua stiamo continuando ad andare avanti. Magnate, benissimo. Assumi. Editti. Come editti lo sviluppo urbano è stato emanato. Fondo di pronto intervento. No. I pasti per adesso sono tutti gratuiti, Aumenta l'efficacia di scuole superiori università, aiutando tutti gli studenti a completare gli studi. Il costo di mantenimento sul notare. Va bene. Va bene. Continuiamo così. Forza, qua abbiamo banane, qua abbiamo cacao, ananas. Allora, ci serve... Ti ho mai detto di quando sono scappata per unirmi al circo? Ho Ecco qua. trascorso 2 anni splendidi là, prima che mi cacciassero perché ero troppo fuori di testa. Mi mancano i miei vecchi amici. Se mi senti, Freddy, benvenuto in città e dai a Olga una tiratina alla barba. Cotone, ragazzi. Iniziamo a fare cotone. 1 e 2. Carine ste canzoni, Ok, facciamo un bel giro così. Un pelino in avanti.
Certo che le strade qua sono... La geometria delle strade non è molto adatta al paesaggio, eh? Ok. Finiamole presto, mi raccomando. Poi questa strada la dovrò cambiare, ma per adesso sono cresciute le banane. 63%, ce la stiamo cavando alla grande, eh? Voi non avete idea quanto è difficile tenere sotto controllo. Il Politburo ha approvato le nostre tecniche di... ma non ce l'ho l'ambasciata io al momento. Andiamo qua. Ancora siamo fermi. Il room dov'è? Ce l'abbiamo, 1780. Come commercio che possiamo esportare? Caffè, niente. Poche rotte commerciali. Allora, è che pian piano che aumentano i cittadini, aumentano i problemi perché aumentano. Ecco, la clinica per esempio è al massimo delle sue possibilità, ne dovremmo mettere un'altra. Perché infatti andando qua, vedi, il cibo ci sta trainando. Perché a livello di felicità è quello che funziona meglio. Abitazioni, lavoro... Dov'è la sanità? 36. Aumentiamo un'altra di clinica. Ok. A livello di intrattenimento aggiungiamo... Ma sta spiaggia la finiamo o no? Quanto ci vuole? Dobbiamo mettere altri operai. Che manca qua? Stanno finendo questo. Qua. Industria tessile. Ma se iniziassimo a prelevare anche l'oro? 36.000. Chi è? Stiamo per entrare in una nuova era di conoscenza. Membri della famiglia reale, politici famosi, attori di primo piano, tutti ne hanno uno. Hanno un progetto personale. Ultima moda per i ricchi e poi dovresti assegnare a un membro della casata un progetto personale. Tutti i miei amici al club lo fanno. Ovviamente questa persona non potrà occuparsi del lavoro per un paio d'anni. Ma va bene, inviamo questo che appunto per il momento non fa niente. Via. Ok. Volevo vedere. Ma uranio non ne abbiamo. Sì, l'uranio ci serviva tantissimo per la centrale nucleare. Qua Giacimento d'oro. Vediamo che possiamo fare. Al momento no, dobbiamo fare qualcosa. Ecco cosa dobbiamo fare. Portiamo avanti l'industria tessile. I ranch li abbiamo costruiti. Queste piantagioni di cotone adesso ci sono i salvataggi automatici. Allora, l'Unione Sovietica ci invia $9.000. Questi $9.000 li utilizziamo sempre per le case. 1 e 2. Sono sempre piene. 12 su 12, 12 su 12. 5 su 12. Sono importanti. Per aumentare la qualità di... poi dobbiamo rimodernarli tutti in appartamenti. Quindi qua adesso aumentiamo. Quanto costa questo? 1000. Sapete cosa facciamo adesso? Lo costruiamo immediatamente. Eccolo qua. Benissimo, così abbiamo più operai disponibili al lavoro. Perfetto, qua funziona tutto alla grande. Stiamo perdendo però dei colpi a livello di felicità. Religione, ci siamo. 0 disoccupati. Ottimo, senza tetto 19. Ma per adesso ragazzi stiamo andando alla grande. Porto grandi notizie. Finalmente la grande creazione del membro della tua casata è stata ultimata. Anni di duro lavoro hanno dato i frutti e i tropicani attendono di poter ammirare il progetto. Un problemino, ancora non sappiamo di cosa si tratti. Si tratta di un'arma del giudizio universale. Di una descrizione della vita moderna tropicana. Allora, si tratta di una descrizione della vita moderna. Così otterremo altri 10 punti in più con la fazione dei militaristi. Perfetto. Vediamo un po'. A livello politico chi è che ci sostiene. Siamo per adesso in ottime acque con l'Unione Sovietica. Neutrali con gli Stati Uniti. La fedeltà dell'esercito è molto alta. Le fazioni disponibili quali sono? Allora, militaristi, positiva, religiosi, scadente con gli industriali. Va bene, adesso stiamo costruendo qua una nuova fabbrica. Guardate come vi spunta il sorriso adesso. $3.000 pronti. Li investiamo in che cosa? In che cosa li investiamo? Dovremmo partire direttamente col turismo.
Però io ancora aspetterei un attimo. La scuola superiore come funziona? Benissimo, vero? Ci sono sempre un sacco di studenti. $36.000, stiamo esportando tantissimo. Però dobbiamo velocizzare le costruzioni. Forza. Io metterei un altro range di lama. No, ma no. Aumenterei anzi l'efficacia. E la qualità del lavoro aumenta di 10. C'è un'ondata impressionante, no, Presidente. Ma Mi sta arrivando dritta. Arriva lo tsunami. Avevo messo io raro avevo messo per quanto riguarda, come si dice, gli eventi catastrofici. Siamo vivi, Presidente. Non credevo che saremmo sopravvissuti a quell'ondata colossale. Ragazzi e ragazze, sta per arrivare la grande onda. Pronti con i surf? Yeah! Ma non è tanto il problema l'onda anomala. Scarica tutto. Vediamo di scaricare qua. Abbiamo perso un bel po' di soldi, innanzitutto. E soprattutto abbiamo perso la velocità nelle costruzioni. Adesso abbiamo perso la piantagione di Gran Turco che forniva cibo a tutti, il negozio di alimentari che deve essere costruito subito. Queste case possono aspettare, ma anche qua questa deve essere costruita subito. Maledizione, proprio adesso che ci servivano i soldi è arrivato lo tsunami. Oh, quanto ci vuole qua ancora? Perfetto. Mettiamo il budget. Responsabile, efficacia aumentata e qualità. No, la qualità del lavoro è importante. Per adesso niente. 60%. Compagno Presidente, durante la gloria... Parco nazionale, questo lo volevo fare perché era importante per l'intrattenimento. In una zona, ecco qua il parco nazionale sarebbe fantastico. Vediamo di metterlo qui per iniziare a inaugurare quindi l'area turistica con una bella Route 66 che segue l'Atlantico. Non voglio alimentare false speranze. Va bene, va bene. Con calma però, una cosa alla volta. Gli Stati Uniti ci mandano $8.000. Case 1 e 2. Però sta musica si sta... Oh, con calma. Oh, qua ancora è allagato. Perfetto. Abbiamo scaricato 140. Sì, è importante mettere gli edifici appunto nella zona giusta. Lana e stoffa ce l'abbiamo, stiamo iniziando a produrre. L'efficacia, ma l'industria genere aumenta di 6 il numero dei lavoratori. Questo è importantissimo. Sono morte di fame. Ma come vuoi? Vabbè, forse per colpa dello tsunami. Mercato locale c'è. La felicità è diminuita drasticamente. Ecco, il cibo potete vedere che torna a 58, ma non è cambiato niente. C'è stato lo tsunami che ci ha messo in ginocchio. Abbiamo dovuto ricostruire tutto e quindi il tempo per far ripartire le cose ci è voluto. Mettiamo adesso un po' di bestiame qui. Latte e carne. Questo è fondamentale. Dove lo mettiamo? Lo mettiamo qua. 1, 2, basta così. Non vedo niente. 50-36. Il parcheggio aumenta. La qualità del lavoro non ci interessa per il momento. Vedete, se si fanno le scelte giuste non c'è bisogno neanche di utilizzare così tanto i militari, perché in questi casi la popolazione è sempre felice. Quindi possiamo fare anche il caseificio con questo latte che andremo a produrre. Oh, finalmente. Come va qua? I soldi sono ora in abbondanza, quindi dobbiamo spenderli per la popolazione. La clinica qua quanto ci vuole ancora? Stiamo perdendo a livello di felicità.
ci vuole più... Ma perché non entra in azione questo negozio di alimentari? Mettiamone un altro qua. Ok. Perfetto, le piantagioni di cotone ci sono, il cotone c'è. Qua c'è tutto, lana e stoffa. Perfetto, le stiamo portando avanti. Il responsabile qua, capomastro. No, ma non gli voglio dare il budget massimo a questa industria qui. 50... Ragazzi, stiamo perdendo molto a livello di felicità, ma potete vedere. Quello tsunami ci ha distrutto la sanità pure. Ma perché la sanità? Problemi di sanità. Ah, l'ospedaliera, aumentiamo. Potete andare o da una parte o dall'altra, guardate. Ci siamo. Come editto che cosa possiamo emulgare? Proclamare qui, vediamo un po'. Emanare. No. Analisi geologica, neutralizzazione, industrializzazione, sicurezza sociale. Garantisce almeno il livello di benessere povero a tutti i disoccupati, bambini, studenti, pensionati. Sì, potrebbe essere utile, visto che abbiamo un bel po' di soldi, aumentiamo la sicurezza sociale. Il problema è che tutte queste case, come potete vedere, sono vuote. Se io aumento qua, ecco, la qualità delle abitazioni, CTRL, click, ecco, il budget massimo a tutte le abitazioni. Così siamo a posto. Abitazioni e anche alle cliniche. Ricchezza incalcolabile. Ora ragazzi dovremmo puntare sull'elettricità. L'elettricità... No, però prima dobbiamo generare punti di ricerca. Cosa generava punti di ricerca? La biblioteca, no? Però l'università è un investimento fenomenale, perché poi quando avremo bisogno... No, ma non vicino, il mare con questi tsunami qua giù. Quando avremo bisogno dei laureati per le centrali elettriche... io lo volevo mettere... mettiamolo qua. Come va qua? Cotone. Poi ragazzi, ma tutta forza qua bisogna lavorare, Meccanizziamone una. Anzi, meccanizziamole tutte e due. Buonasera. Chi è? Ah, ho preso un cittadino. Oh, il parco nazionale per aumentare un po' di felicità. Costruzione obbligatoria. Adesso che le costruzioni stanno finendo. Oh, un bel po' di soldi stanno arrivando. Sta spiaggia, visto che non la vuole fare nessuno. Ah, è troppo distante dalla rete stradale. Ecco qua. Vai. Ottimo. Allora ragazzi, per oggi basta così. Ci becchiamo al prossimo video. Speriamo che ho registrato tutto. Se no, addio. Va bene, alla prossima avventura. Fatemi sapere sempre le vostre opinioni, come sta andando, se qualche idea nuova per portare avanti la città e tutto quello al solito che volete nei commenti. Ciao a tutti.